Ovviamente benvenuti. Come mi è capitato già di dire in qualche altra occasione, eravamo abituati alle folle qua, avere un numero, e adesso dobbiamo stare un po' distanziati per prudenza e lo facciamo volentieri per il bene di tutti. Abbiamo deciso di fare una specie di momento di Natale prima di Natale, perché come molti dei presenti sanno e che ci seguono, come Centro Studi Piemontesi, Cari Studi Piemontesi, sono da almeno una trentina di anni che organizzavamo la Via Piemontesa e più recentemente il concerto di Natale con musiche e poesie in piemontese, proprio per tenere viva le parole dei nostri Natali e degli scrittori in piemontese. Di solito appunto per il concerto o per la via davamo il librettino con i testi poetici. Era da un po' che però si diceva: ma facciamo una strennina di Natale che sia una cosa un po' diversa, perché la via la faremo, vi preannuncio già che sarà il 20 di dicembre alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi. Invece questa è proprio una piccola strenna del Centro Studi Piemontesi, che pubblica un poemetto Natale Piemontese scritto da Giovanni Tesio in piemontese con traduzione italiana a fronte, e abbiamo in copertina questo presepe da una xilografia da Emanuele Luzzati di Gianfranco Schiavino, che ringraziamo. Abbiamo pensato di fare una cosina piccola anche perché a un prezzo molto così, che sia proprio il pensierino di Natale per tutti. Perché ci teniamo al Natale piemontese? Perché io mi ricordo che proprio con Giovanni Tesio, un po' di anni fa, abbastanza anni fa, saranno anche 5-6 anni fa, quando tu avevi pubblicato quel librino sui presepi, il canto dei presepi, in giro c'era questa posizione assurda contro i presepi, mi pare che oggi giri già di nuovo la posizione che meglio non dire Buon Natale perché divide le persone. Insomma, siccome sono tutte quelle storie un po' assurde, per non star lì a fare delle polemiche che non servono a niente e non interessano a nessuno, noi abbiamo deciso, all'epoca avevamo proprio fatto il canto dei presepi, che era stato pubblicato da Interlina, e abbiamo dedicato una sera completa, e oggi presentiamo il Natale piemontese. Prima di passare la parola a Giovanni Tesio, poi leggeremo anche dei testi, vorrei ricordare che il libro che si intitola La mostra, che chiamiamo tradizionalmente un libro per Natale, che facciamo qua in questa stanza, si terrà il 13 di dicembre, sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 11 con tutti i nostri libri, con offerte, e ci sarà anche una piccola mostra nell'ingresso, voi sapete che sarà dedicata al Il tempo in posa, fotografie di storie e di vita tra il Piemonte, l'Italia e oltre, 1861-1961, tratte dall'archivio storico del Centro Studi Piemontesi, che in questi anni abbiamo sistemato e che ha un fondo fotografico decisamente importante. Questa piccola mostra che faremo qui dal 13 e poi ci sarà fino a dopo Natale è un estratto da una mostra più complessiva e più grande, e sarà una mostra virtuale con un suo catalogo virtuale che però stiamo pensando anche di poi pubblicare in cartaceo,
e che metteremo sul nostro sito, sui nostri canali, eccetera, e avrà quasi 200 fotografie. Tutti gli originali sono custoditi qui nell'archivio storico e nell'archivio fotografico. Nella giornata del 13, siccome di solito facevamo un po' di festa e brindisi, ma eravamo tanti e un po' sgnacà, quest'anno lo diluiamo nel tempo dalle 11 in avanti, e dalle 11:30 più o meno ogni mezz'ora, poi manderò l'email con il programma completo, avremo degli autori che hanno pubblicato con noi o che hanno pubblicato con altri editori con cui siamo in collegamento, e saranno a disposizione, presenteranno il loro libro 10 minuti, un quarto d'ora, e lo faremo nell'archivio. Ci sono poche sedie, però così ci dà la possibilità di incontrare e conoscere gli autori che pubblicano con noi. Sarà fatta anche la ripresa, per cui poi durante le feste di Natale o prima di Natale sui canali YouTube e sul nostro sito potrete rivedervi le presentazioni che avete visto o quelle che non avete visto. A questo punto entriamo nel libretto Strenna di Giovanni Tesio, Natale Piemontese. Do la parola a te, Giovanni, ringraziandoti. No, grazie, ringraziando Albina. Del resto lei sa che i miei ringraziamenti sono affettuosi, sinceri e molto amichevoli, perché collaboriamo da tantissimo, e questa plaquette che mi dà gioia, lo dico subito, è una plaquette che ha immediatamente desiderato anche Albina che venisse fatta, quindi lo devo a lei. È nato da un'idea che avevo avuto qualche tempo fa e che Censing Peak aveva in parte pubblicato sul Sloira con Dario Pasero, e poi ho ripreso questo inizio, l'ho sviluppato e ne è nato questo poemetto. Ma prima di dare vita alla lettura del poemetto, e per non parlare troppo, perché non si tratta tanto di parlare quanto piuttosto di presentare qualcuno che abbia detto sul Natale qualcosa di affascinante, insomma, che ci affascini nel senso che ci avvicini ad un mistero che comunque sia resta tale, vorrei leggere il finale di un articolo che Natalia Ginzburg aveva pubblicato proprio sui nostri Natali, anche un po' per riprendere quanto Albina ha detto prima a proposito del fatto che la mia passione per il Natale è anche un po' una passione, se vogliamo, polemica, non evidentemente legata soltanto al polemismo, perché sarebbe una visione molto riduttiva, ma è certamente legata a qualcosa che mi è fortemente intimo e che mi piace non abbandonare. Ebbene, dice Natalia Ginzburg: ricordando oggi i Natali della mia infanzia, penso però che esistesse allora nell'universo un'idea della felicità universale, che cioè la gente allora potesse immaginare la felicità, mentre oggi la felicità è diventata inimmaginabile. Per questo allora aveva un senso celebrare le feste, perché celebrando le feste si pensava a una felicità possibile, anche se remota, da tutti e non situata in nessun luogo. Oggi la felicità universale noi ci sentiamo totalmente incapaci di rispecchiarla nel nostro pensiero. Quello che abbiamo perduto non è il paradiso sulla terra, che non esiste e non c'è mai stato, il suo punto di vista naturalmente, ma un'immagine di felicità dai contorni chiari, alla quale la gente si riferiva nelle sue speranze e che le feste sembravano evocare e far fluttuare al di sopra di noi con la loro luce. La luce è veramente la ragione profonda del Natale. Una simile immagine, dice ancora la Ginzburg, è sparita dall'universo e noi non la cerchiamo neppure più, perché anche la sua pallida memoria si è dileguata e non ne sentiamo né il rimpianto né il desiderio, non essendo più capaci di rimodellarne i contorni nel nostro spirito. Così, ogni Natale e ogni nuovo anno, noi, ubbidendo a non si sa quale inesplicabile richiamo, camminiamo affannosamente e cupamente per la città comprando oggetti esecrabili, palesemente ideati non per la felicità ma perché li esecrassimo e perché ci ingombrassero le case per sempre, essendo, come abbiamo saputo, indistruttibili, e mentre li compriamo e li portiamo a casa si avventa su di noi la vergogna per la nostra immensa inettitudine.
Si avventa su di noi la fatica di aver sbagliato per tanti Natali e tanti anni consecutivi, non solo nel comprare i regali, ma in ogni nostro comportamento. E noi di aver fatto così tanti sbagli e di trovarci nelle strade in tanti a sbagliare siamo stanchissimi e ci viene il dubbio che di tutti i nostri sbagli siamo oscuramente consapevoli, oscuramente annoiati e stanchissimi persino i nostri allegri e amati bambini. Mi pare una pagina così, sicuramente di taglio pessimistico se vogliamo, ma è proprio una risposta anche ad una pagina come questa che tanti di noi sanno benissimo di avere dentro, che questo piccolo poemetto Natal Piemontese è nato. Potrei dire altre cose, ma credo che la cosa migliore sia che lo leggiamo. Cominciamo a leggerlo, poi magari diciamo altre cose. Avevamo pensato di leggere di tutto. No, dillo pure tu. Io volevo solo dire che questo piccolo poemetto è dedicato ai soci della Casa Studi Piemontese, alla loro fedeltà, quindi avrei anche dovuto aggiungere i loro Natali. Di pure, cominciamo? Sì, qui tutti comprendete bene il piemontese ovviamente, ma forse c'è qualcuno che sfugge una parola. Abbiamo pensato, visto che comunque è piccolo il libro, Giovanni legge il piemontese, io leggo l'italiano. Nel frattempo mi fa piacere dare il benvenuto a Giuseppe Ferrero del Consiglio Direttivo del Centro Studi Piemontesi, ringraziandolo per la presenza, e al vicepresidente Gustavo Mora di Novaglio che chiara sempre laggiù d'Arera. Prego. Marco, non ti vedevo Gustavo, vedi? Sei troppo piemontese, troppo, esageratamente. Non che lui non lo sia, perché abbiamo vecchia consuetudine, anche se mi sfuggiva lì per lì, però no, io di papà ho una memoria indelebile. Questo è un poemetto in 4 tempi, quindi leggeremo il primo tempo e poi la traduzione, il secondo tempo se non lo leggo tutto quanto per disteso. Quindi primo quadro. Dresdite Luis, vensi alla finestra, ma guarda che festa, ma guarda che luz, che sia la luna. Ti diria pas dice, ti dice che venga a smianas luce, an fa finas giai, cos dice, cos dis tu mai, dis nenet betise, betise ti dice, betise due nus, an ciama navus, cam rusia e asfasente, am cisa d'andrin, an tu che i cantin, listesche che i cos, an piesa de sfros. Ma sas tu, Luis, la sentut comì, navus cam furtis, che las rasunti, e stavus am pusa a scute da vin, alena vus dusa, cam butan camin, an cerca la neva, ca brusa laggiù, navus Casarnöva e anciama, su, enduma Catlina, spetuma pinen, enduma su duna, e niente canten, desvia Lucia, desvia il matot, enduma vardè, ciapuma da lord, a calunt la curt, un po' sinichi, assuma un po' l'urt, et sogn nen finì. 1. Svegliati Luigi, vieni qui alla finestra, ma guarda che festa, ma guarda che luce, che sia la luna. Non si potrebbe dire. Tu dici che venga? Sembra un fulmine, mi fa un po' raccapricciare. Ma che dici? Che cosa dici mai? Non dire sciocchezze. Sciocchezze, tu dici? Sciocchezze 2 noci. Che vale due bale, tanto per intendersi. Mi chiama una voce che mi rode e si fa sentire, mi aizza di dentro, mi tocca le corde più profonde, come se qualcosa mi prendesse di frodo. Ma sai Luigi, la sento anch'io una voce che mi dice che hai ragione tu, e questa voce mi spinge ad ascoltare bene. È una voce dolce che mi mette in cammino in cerca della notizia che brucia laggiù, una voce che si rinnova e ci chiama, su, andiamo Caterina, non indugiamo più, andiamo su presto,
Non c'è niente che ci trattenga. Sveglia Lucia, sveglia il bambino, andiamo a vedere. Prendiamo dalla parte dell'orto. Scendono nel cortile un po' addormentati, sono un po' pesanti di sogni non finiti. Secondo quadro. A scherzo da sui, ma sento un fracasso, zocco, cafruio, piste tanti pass. Insieme con lui, è una filunghera, ciapada, una goi, manco una fera. Una lunga qualera in vista da luz, che luz e per luz si spantia nuitera. E tutto il paese che bugia e cammina in cerca del pus che brucia là in cima. È un gran foyer che noit a fadì. E a smia un paese picciaia d'un mesdì. A sparlo tra loro, a sdisu, così, ha un stupor che fa nenfiai. Così sì, Catlina? Come sì, Maria, ma una forza canina, sei pa come sia. E pa una ragione che possa spiegare, un gran smangisù tu come la miula. Da poco un supia e sento un besbì, parei di una via, parei di un gattì. E calo dal letto e vuoi alla finestra, una luce a barlet che non vi caffè festa. Diciamo Luis, che rufa da nura, e disu, Luis, ven vughe l'azzurra. E che la snaven, per niente persuas, ma subito sen gruppata nel suast. E am dis d'improvvista, anduma, Catlina, anduma alla vista et col feu che sciuplina. E ora sì, suma, e tu, lo scovruma, bituma bel deut, al feu mesaneut. 2. Credono di essere soli, ma sentono un rumore di zoccoli che frugano un pestare di tanti passi. Insieme con loro c'è una lunga fila presa da una gioia, nemmeno fosse una fiera. Un lungo corteo in vista della luce che luce e riluce si sparge nella notte. C'è tutto il paese che si muove e cammina in cerca del pozzo che brucia là sopra. È un grande focolare che della notte fa giorno e sembra un pagliaio più chiaro del mezzogiorno. Parlano tra di loro, si dicono, anche tu? Hanno uno stupore che non li fa respirare. Anche tu qui, Caterina? Anch'io, sì, Maria. Una forza rabbiosa, non so come sia. Non c'è una ragione che possa spiegarla. Un grande prurito mi ha toccato il midollo. Da poco addormentata sento un bisbiglio come di un'ape, come un solletico. Scendo dal letto e vado alla finestra. Una luce a barilotto che invita a far festa. Chiamo Luigi che russa da un'ora e gli dico: Luigi, vieni a vedere là sopra. E lui se ne viene per niente persuaso, ma subito si sente legato come da una fune e mi dice all'improvviso: andiamo, Caterina, andiamo a vedere quel fuoco che scoppietta. E ora siamo qui e tutti lo scopriamo. Mettiamo bel garbo al fuoco di mezzanotte. E qui il terzo quadro è un quadro un po' folcloristico, dove ho voluto mettere di mezzo un paese in parte mio, io sono di Pancalieri, ci tengo sempre a dirlo, in parte mio e in parte inventato, dove ho anche inserito il mio papà e la mia mamma, perché così era un omaggio affettivo naturalmente che ho cercato di fare. E quindi terzo quadro. Il Ferracaval e Mario di Mlum, Giuspin il Sensal e Berto di Dium. E Pierin il Fre e Ciano l'autista, Culotu il sacrista, Trumlin Minusier. E Tista il Maslé e Gepper Cammeis, Gustin il Barbè e Tavio del Peis. E Neta di Pensa e Rita di Gat,
che vendan sua censa le cose a buon pat. Ma in per noira, ci notan mate, basciar la sloira, culin di nate, e pias di trapun, Luis Panate, Pinot, so garçon, Santin il Caglier, Iedrea di Teis, e Marta Ciatun, Maria Baleis, Pierin del Balun, Iedco Madlinin, Fiorenz la Scagasa, e Tofu di Crin, Gastan Riva Bassa. Son lì masc e fum, fiulum e masnà, mignin e mignine, son tui an charmà, dan incantament che fa camminare e ai drissa la mente alla luce del foyer. E beh, questo è proprio un presepio, se voi pensate ai presepi di casa nostra che qualcuno fa ancora, è così, vedi queste figure, solo che tu gli hai dato un nome, una collocazione, un affetto. 3, non un po' impresa, perché libera le cipa. Va bene, l'uomo da rese d'auto. 3. C'è il Maniscalco e Mario dei Meloni, Giuseppe il Sensale e Berto dei Dioni. C'è Pierino il Fabbro e Luciano l'Autista, Nicola il Sacrestano, Bartolomeo Falegname. C'è Battista il Macellaio e Giuseppe il Capomastro, Agostino il Barbiere e Ottavio del Peso. C'è Anna dei Pens e Rita dei Gatti, che vende nel suo negozio le cose a buon prezzo. Maria, la pettinatrice, Caterina e Matteo, Sebastiano dell'Aratro, Nicola il vinatiere. E Biagio delle Talpe, Luigi panettiere, Giuseppe, il suo garzone, Santino il calzolaio. C'è Andrea dei Tesio e Marta dei Chiattoni, Maria dei Pallesio, Pierino del Pallone. C'è anche Maddalena, Fiorenzo Bracaleoni e Cristoforo dei Maiali, che sta in Riva Bassa. Sono lì uomini e donne, ragazzi e bambini, piccini e piccine, sono tutti affascinati da un incanto che li fa camminare e gli drizza la mente alla luce del focolare. E siamo alla conclusione del quarto quadro, che è quello anche più lungo e oddio, che voleva un pochino evocare un'idea di Gelindo aggiornato, sia ben chiaro, quindi molto aggiornato. Non è una vera e propria citazione, è una memoria che tutti noi abbiamo avuto, che in qualche modo ho tradotto a modo mio. Maramanca Sausinu, camminando il Pumpas, Bunumas, a Fusumu dai Ciabot pi paesano. Sun gent che travaia e accina la schina, ma con la ghesaia raspund, san cammina. Padangeli che spuntu, padale che svantu, patrombe che sentu, pattube che cantu. La luce cunetta abbasta da sola, ancanta e consola parenna fusetta. Famiole lucente a bruso del cielo, a muso frissante sovin barivel. Sun giole d'amor, che svisco anticheur, sun come le fior che bruso i malheur. Se scövre finalmente il senso del gran viaggio. Se sperma il sulage di un gran sentimento. Bambin a sgambita, Maria Luchieta, Giuseppe a Luvarda con aria segreta. Ienasu et Combeu, camando i Sofia, e a stante il re della notte pisacrà. E tu San Ginuiu, sentendo trinta di loro, che cosa che fruia nagoi come in piur. Per tu asfanas Luisa e Catlina. Nus gnur, bella avance, fasan bella mina parla da bin. Sono venute a trovare senza neanche pensare, e portete un bibin, una buta di barel, una quarta cacquata, un ciddan d'airel, un ciuccio, una buata. Ma te cosa sbin, il Cesar mistere, son padre chimere, chi lo masindrin.
la lusca la piane, portanne da te, ancisa chiudine la frisa per te. Ti chizze semmu, a ursi da noi, ti fane pidru, e lasne nen sui. Per lei che sta noi difficile da di, avempe il nos veut, it se snaie ti. E noi sì, nos viage, preguma per ti, perdete il coraggio, e vince in quel dì, che aspetta l'inclumbra, e vince la tumba che incurla da mni, ma lei non sta vni. Tua luz ananglia, e un gruppo ben forte, de là è tutta in via, de là è cula morte. Gesù, nostro risorto. Giovanni, poi leggo l'italiano, ma ti chiedo così dopo, io ho sentito anche qualche eco nella poesia natale di Renzo Gandolfo, che è un po' la colonna sonora delle VIA e dei concerti di Natale con la quale da sempre chiudiamo, e lo facciamo proprio perché una tradizione è anche la ripetizione, no? E non ti stufa mai perché ogni volta ti dice qualcosa di nuovo. Io ho colto qualche eco, così poi magari ne parliamo. E su Mal 4, via via che si avvicinano camminando di buon passo, povera gente abbandona, via via che si avvicinano camminando di buon passo, povera gente abbonda dalle casipole più contadine. È gente che lavora e piega la schiena, ma anche la plebaglia risponde, si incammina. Non angeli che spuntino, non ali che sventaglino, non trombe che si sentano, non tube che cantino. La luce della cometa basta da sola, incanta e consola, come un razzo incendiario. Famigliole lucenti bruciano nel cielo e spumeggiano frizzanti il loro vino vivace. Sono faville d'amore che s'accendono nei cuori, sono fiori che bruciano i malanni. Si scopre finalmente il senso del gran viaggio, si spreme il sollievo di un grande sentimento. Bambino sgambetta, Maria lo quieta, Giuseppe lo guarda con un'aria misteriosa. C'è un asino e anche un bue che mandano i loro fiati e stanno tutti nel cerchio della notte più sacra. E tutti si inginocchiano sentendo dentro di loro qualcosa che li fruga, una gioia come un pianto. Per tutti si fa avanti Luigi di Caterina. Signore, purtroppo, facendo bella figura a parlar per bene, siamo venuti a trovarti senza nemmeno pensare di portarti un agnellino, una bottiglia di Barolo, una coperta che ti copra, un piccolo sonaglio, un succhiotto, una bambola. Ma tu lo sai bene che sei il mistero, non sono chimere che abbiamo qui dentro. La luce che ci ha catturati, portandoci da te, ci spinge ad accudire un po' per giorno. Tu che sei venuto ora qui da noi, tu facci più fertili e non lasciarci soli. Vero è che stanotte, difficile da dire, a riempire il nostro vuoto sei nato tu. E noi qui, nel nostro viaggio, preghiamo per te, per darti il coraggio di vincere in quel giorno che attende lì nell'ombra, di vincere il sepolcro che ancora deve venire, ma il nostro avvenire. La tua luce ci lega e ci annoda forte forte, al di là di ogni brama, al di là anche di quella morte. Gesù nostro risorto. Ecco, forse puoi dire due parole su questa poesia e ti ho detto appunto di Natale. No, ma il riferimento a Gandolfo è fondamentale, ma era già un riferimento che avevo in qualche modo
adottato in altri componimenti del canto appunto dei presepi, perché mi aveva molto colpito. Poi è diventato la lettura finale di ogni dia. Gandolfo poi sa dire queste cose in versi non rimati ma molto, molto sentiti, e quindi ha segnato la traccia che poi ho seguito in altri modi, perché siamo sempre le solite, cioè ognuno fa a modo suo ciò che altri gli ha insegnato altrettanto a modo suo, però c'è un filo che lega profondamente questo dato, hai fatto benissimo a rilevarlo. Io volevo anche dire un'altra cosa, anche a beneficio delle interviste che abbiamo fatto prima. Le persone non sono a giorno del fatto, però c'è chi ha fatto questa intervista tra di noi, come la traduzione sia tutta di servizio e come sia la testimonianza del fatto che ogni lingua di per sé è intraducibile. Viene tradotta naturalmente, perché sennò non conosceremmo opere geniali di tutto il mondo, ma non potrà mai essere il semplice trasporto di qualcosa che rimane indicibile, perché è legato sia all'affettività, sia alla musicalità, sia alla profondità, sia al rapporto che noi abbiamo con una lingua, che non è semplicemente la conoscenza o la ragione che ci guida, ma è qualcosa di molto più profondo, che non si può naturalmente trasportare, c'è poco da fare, se ne trasporta una percentuale, e questo è riferibile sia alle lingue elette, sia alle lingue meno elette, come quelle di cui ci occupiamo. Parlo in particolare a Francesco Granatiero, ad Albina Malerba, a tutti coloro che hanno cultura, diciamo, dialettale. E dicevo, vale sia per le lingue elette sia per le lingue meno elette, ma non meno eleggibili, diciamolo pure, insomma, tanto perché sia ben chiaro che di lingue sempre si tratta. Non per vezzo, perché poi c'è anche questa questione, i piemontesi che dicono che il piemontese è una lingua, va bene, e allora uno torna a ripetere infinitamente le cose che ha già detto 90.000 volte. Glottologicamente è una lingua, è indiscutibilmente una lingua, come tutti gli altri dialetti, dipendendo e derivando dal latino, sono lingue neolatine che una volta si chiamavano volgari e che poi dal 500 in poi si è cominciato a chiamare dialetti, perché è nata la lingua nazionale, che era una lingua profondamente letteraria e che non veniva parlata se non eccezionalmente. Cioè quei volgari che sono diventati dialetti hanno continuato ad essere la lingua quotidiana, tutto qua, ma sempre di lingue si tratta. Poi noi amiamo, no? Fare dei distinguo, peraltro anche necessari, sia ben inteso, dal punto di vista scientifico ci può anche stare, dal punto di vista affettivo e prima ancora glottologico, no, tutto qua. Dico a Giuseppe che quel Caterina sarebbe dovuto essere Caterina. Sì. Perché Caterina è la mamma, insomma, quindi. Ma non ne facciamo una questione privata, facciamo una questione che naturalmente va molto al di là delle nostre private vicende. Bene, io non ho molto da dire, se non che leggere volentieri, prima ancora che magari qualche altra cosa, sempre che non ci siano domande specifiche a questo. Prego. Non essendo parlante piemontese, ho capito tutto, perché frequento da un po' di anni un piemontese, quindi lo capisco. Però ho colto un cometta nel quarto punto. Cometa. Che cosa vuol dire esattamente? Cometa. È la cometa. No, perché da noi c'è un toponimo, io arrivo da Consermatin, e c'è un toponimo cometta. Ma vabbè, E mi chiedevo. Adesso non so, perché se ci si avventura nelle etimologie spesso si sbaglia, quindi non voglio avventurarmi. Siccome c'è un coglione di questo genere non escluderei Dovrebbe essere il cognome, però Ah. sono spariti i cognomi, è rimasto il toponimo cometta. Sì. Grazie. No, prego. No, volevo leggere perché ho portato ancora una lettura. Aspetta Giovanni, Sì. visto che abbiamo Prego, aperto prego, le certo. domande, sentiamo Certo, se c'è come no. ancora qualche altra domanda da fare e poi leggiamo qualcos'altro, perché come abbiamo detto la plaquette è piccolina, quindi abbiamo letto Sì. tutto. C'è qualche domanda, qualche considerazione? Prego Alfonsina. Grazie. Da che libro della Ginsburg hanno preso? Sì, è La vita immaginaria.
dalla vita immaginaria, sono le prose che lei pubblicava sui giornali, anche sulla Stampa, poi sul Corriere della Sera, eccetera, e che sono stati raccolti in Mai devi domandarmi e in Vita immaginaria. C'è poi un terzo libro postumo, ma non. Quelli belli sono quelli. Ecco, volevo leggere una vigilia natalizia di così come ho letto la Ginsburg, volevo leggere una pagina di Dino Campana, che è una pagina molto bella, eccola qua. Era una melodia, era un alito, qualche cosa era fuori dai vetri. Aprì la finestra, era lo scirocco, e delle nuvole in corsa al fondo del cielo curvo, non c'era là il mare, si ammucchiavano nella carità argentea dove l'aurora aveva lasciato un ricordo dorato. Tutto attorno la città mostrava le sue travature colossali, nei palchi aperti dei suoi torrioni, umida ancora della pioggia recente che aveva imbrunito il suo mattone. Dava l'immagine di un grande porto, deserto e velato, aperto nei suoi granai dopo la partenza avventurosa nel mattino, mentre che nello scirocco sembravano ancora giungere in soffi caldi e lontani di laggiù i riflessi d'oro delle bandiere e delle navi che varcavano la curva dell'orizzonte. Si sentiva l'attesa. In un brusio di voci tranquille, le voci argentine di fanciulli dominavano liberamente nell'aria. La città riposava del suo faticoso fervore. Era una vigilia di festa, la vigilia di Natale. Sentivo che tutto posava ricordi, speranze, e anch'io li abbandonavo all'orizzonte curvo laggiù. E l'orizzonte mi sembrava volerli cullare coi riflessi frangiati delle sue nuvole mobili all'infinito. Ero libero, ero solo. Nella giocondità dello scirocco mi beavo dei suoi soffi tenui. Vedevo la nebulosità invernale che fuggiva davanti a lui, le nuvole che si riflettevano laggiù sul lastrico chiazzato in riflessi argentei sulla fugace chiarità perlacea dei visi femminili trionfanti negli occhi dolci e cupi. Sotto lo scorcio dei portici seguivo le vaghe creature rasenti dai pennacchi melodiosi. Sentivo il passo melodioso, smorzato, nella cadenza lieve ed uguale. Poi guardavo le torri rosse, dalle travi nere, dalle balaustrate aperte che svegliavano deserte sull'infinito. Era la vigilia di Natale. È una pagina bellissima, è una pagina laicissima, ma è una pagina che lascia dentro una dolcezza visiva straordinaria e tra l'altro, parlando di colori, come si vede, se c'è un poeta che ha la sensibilità coloristica, questo è sicuramente Campana, quindi il 6, quando parleremo di colori, potremo anche citare, va da sé, Campana. Parlo a Mimmi Mattucci perché ha fatto un librino delizioso, fatto tutto quanto di colori, alla Klee, alla Kandinsky, insomma, cosa bellissima. È un'altra plaquette. Potevamo metterli insieme, ma non lo sapevo, capiterà un'altra occasione. Questa idea che c'è nei tuoi quattro, nel tuo poemetto, nei tuoi 4 tempi del poemetto, ma che abbiamo colto soprattutto dalla lettura che hai fatto all'inizio della Ginsburg, c'è quest'idea del Natale di quando eravamo bambini, cioè di questa magia che non c'è più. E non c'è più perché, io vi dico una cosa che a me dà un fastidio tremendo, dal 1° novembre tutto è Natale, montagne, non puoi andare in un negozio, e mi ha fatto molto piacere perché uno quando prova queste sensazioni pensa sempre di essere o solo o il solito gruppo di persone che conosci. Invece non so se qualcuno l'ha notato, ma l'apertura che fa sempre Cristina Caccia, che è il direttore di Torino 7 della settimana scorsa, era esattamente così. Diceva: io non so cosa ne pensate voi, ma io non ne posso più, cioè mi rovina il Natale questa cosa. Ecco perché noi siamo stati spinti probabilmente più ancora
a coltivare la poesia del Natale, a coltivare l'idea delle immagini, dei presepi, delle cose, proprio perché ormai è sfigurato il Natale da questi aspetti. Ora nessuno nega che il commercio è importante, che dobbiamo vendere, tutto quello che volete, però dobbiamo, o meno in noi c'è questo desiderio di fermare un attimo, un soffio, un pensiero del Natale che è luce, no? E poi, vabbè, se parliamo dei Natali della nostra infanzia, allora credo che ognuno qua possa portare... Abbiamo un'altra generazione. Purtroppo. Purtroppo qui in buona parte. Sì. Siamo di un'altra generazione, quindi io condivido esattamente quello che tu dici, proprio... Giuseppe, di due parole che tu, che ci fa piacere. Infatti mi ha colpito tantissimo il tuo movimento, Giovanni, quando mi ha colpito prima di tutto per la raffinatezza assoluta del tuo piemontese. Io sono un piemontese di seconda o di terza generazione, mi vantavo di conoscerlo perfettamente il piemontese, eppure alcune parole non le conoscevo, quindi a un certo punto me le ho dovute tradurre Albina. E questo come raffinatezza del linguaggio, proprietà del linguaggio, complimenti. E poi, come ha detto Albina giustamente, questo movimento è raffinato da una parte, popolano dall'altro, perché rientra in quei paesini, secondo me, della media collina, della bassa montagna di quando eravamo bambini, con la semplicità delle persone, con l'unione delle persone, perché le persone allora si conoscevano tutte col soprannome che hanno adesso. Io mi ricordo nel paesino dei miei genitori di Cinaglio, avevano tutti il nomignolo o il soprannome così, quindi ti dà una freschezza che ci fa ritornare un pochino bambini. È proprio veramente molto fresco, ecco, dico molto fresco, molto attuale. Bravo. Grazie. Ti ringrazio perché adesso non voglio esagerare in enfasi, ma alla tua famiglia, a te, ma in particolare ai tuoi genitori sono sempre stato molto, molto legato, e devo anche dire che li ricordo, cioè mi passano per la mente, per la testa, anche sempre in relazione alla presenza di Gandolfo, perché Gandolfo era un personaggio di una discrezione straordinaria, però molto presente, cioè sapeva aiutarti con il giudizio critico, ma ad un tempo molto incoraggiante, ed è quello che mi ha messo in rapporto per esempio con il tuo papà e tutto quello che ne è poi conseguito. Vabbè, questi sono fatti privati e non dilunghiamoci. Però è uscito un libro che sì, tu hai aiutato a costruire, certo, come dialogo, come intervista, l'autobiografia la mia vita. Certo, del suo papà, e lì Cinaglio trionfa. Era proprio la sua passione. Ma io leggo ancora una cosa che forse dà un po' più di spazio ad una figura che, come si sarà notato, qui compare meno. La figura di Maria compare di meno, in questo componimento invece compare un po' di più, intitolato Lenai e il Bambì. Leggo quelli in piemontese, perché poi ne ho scritti anche in italiano, ma sono sempre meno efficaci, insomma, questo è quasi sempre, lo sa bene il mio amico Francesco Granatiero, che quando gli mando qualcosa in italiano mi dice non va tanto, no? Non va tanto. Io poi magari insisto, ma qualcosa riesce sempre, ma non riesce come quando ti esprimi attraverso un linguaggio che ti appartiene, che ti è affettivo, a cui sei affezionato, che ti è dentro, insomma, morale. Per la slaculinga, Andrin Tanciabot, ai nasan bambin, buttant un arbiot. Sua mare a Lucuna, suo pare a Luvarda, la gente sradunga insieme alla piarda. All'han rispondu ad vus misteriose, ni presa, ni d'una, disio giucuse. I adeste, i letare, desvialan le ca, ni presta, ni sa, la notte le sacra. Pagnun che lo sappia, misteri divin, ma tu che divisu, Lenai il bambino. Rabasto le socche, arrascio le broche,
fasant un rabel che sausant il ciel. E tutti ant un sogno, fulare capel, a cercul sapel che cisa da legno. A porto galigne, pulaste capun, de stupule bute, vin del pipun. Cunie pulaia, sautisse salam, nin sole e bibin, e tume sairas, e cit biscutin, vitun e paisan, a vincio su afan, e tutta va bin. La stella fa bella, la noi plus entela, e gli angeli, la maut, accanto le laude. Da mentre che l'asu ha fa un po' di tapage, e il bue silenzioso ha fatto buffa caude. Descost, i remage, ha sbucato il viage, e che a gli speta con faccia quieta. La paia brillanta a luz dai rastei, paesani e pastor san ginuio bei bei. Madonna stupia, avia socit, con goi fora via, puntua e satia. Ma su tal sulage già pensa all'aut viage, e numbra il malheur la punza under cœur. Ecco, io penso che abbiamo fatto un incontro forse un po' più breve, se c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa. Gustavo, prego. Sono costretto a stigmatizzare questo vostro comportamento politicamente scorretto. Avete richiamato contro i dettami di Bruxelles più volte la parola Natale, più volte la parola Maria e non Marica, come viene suggerito attualmente, e questo è molto grave. Credo si possa definire un atto quasi insurrezionale, forse no, volendolo definire meglio politicamente, in modo più opportuno, di insorgenza, come si intendeva in passato. Probabilmente il prossimo anno qualcosa di simile sarà poi necessario farlo in una cantina, quindi cominciamo a procurarci spazio in cantina, perché altrimenti sarà un grosso guaio nominare Natale. Penso che gli imbecilli del politicamente scorretto abbiano ormai definitivamente sbroccato tra gli asterischi e tra una cosa e l'altra. Credo che sia il momento non più di tollerare, ma di prendere a pugni quelli che dicono cose del genere. E noi li prendiamo a carezze. A nostra spesa, perché Certo. a quelli di Bruxelles diamo pure lo stipendio. Scusate. No, no, Sì, ma è una bella ironia, bravo. purtroppo è così, l'avevamo detto all'inizio. Ho sentito però che dopo tutte le polemiche che si sono immediatamente alzate hanno detto che era un documento tecnico interno. Ma sì, questi sono La figli. preside ha inventato che Certo. tutti devono attenersi all'asterisco. A Eh. Milano un professore che ha osato dire agli studenti che non è utile per la tutela delle donne andare con la gonna, perché non siamo in Scozia, è stato contestato e sospeso. Siamo alla follia. Noi adesso abbiamo parlato di Natale, abbiamo parlato e combattiamo così con la nostra presenza e ricordo che era successo tanti anni fa, un anno, che organizzavamo la VIA e avevamo messo una capanna, cioè un presepietto in copertina, e dalla regione quell'anno lì mi avevano chiesto per favore che era meglio non metterle, avevo poi messo un gelindo. Succedono, ma passano queste stupidaggini, e invece resta il valore profondo che c'è dentro alle cose che facciamo. Per questo abbiamo voluto aprire un po' il Natale e le attività natalizie del Centro Studi Piemontesi con le parole di poesia. Penso che possiamo continuare a star qui a chiacchierare con Giovanni Tesio come volete. Se qualcuno vuole il librino, abbiamo messo un'offerta a 5 euro così per poterla far girare. Per poterci arricchire. E poi vi ricordo a tutti che vi aspettiamo il 13 di dicembre, che dal mattino alla sera faremo questa, chiamiamola festa, ecco, del libro per Natale. I prossimi appuntamenti ve li riceverete, le mail via via, ma saranno il 15 dicembre alle 18 andremo all'Archivio di Stato per presentare il volume Anicete Edoardo, le famiglie
Frisetti Agnelli agli esordi dell'imprenditoria torinese. Il 18 dicembre a Benevagenna, chi avrà voglia di venire in Casa Ravera, ci sarà la presentazione del volume Bene Piemonte Savoia, memorie araldiche e genealogiche di famiglie sabaude tra centro e periferia, e il 20 dicembre alle 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il concerto di Natale che facciamo in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte. Insomma, vogliamo finire un anno che per certi versi è stato difficile, per certi altri ci ha aperto nuove strade, abbiamo fatto video, abbiamo fatto delle clip, insomma abbiamo fatto altre cose. Ci auguriamo che finendo questo 2021 con le belle parole di poesia e con queste ultime iniziative poi il 2022 possa ritornare ad essere un anno di normalità, e noi continuiamo a lavorare per questo. Non vi anticipo buon Natale a tutti, però vi dico buon Natale e vi aspetto tutti soprattutto il 13 dicembre qua in sede, che magari Per dire buon Natale. per dirci buon Natale, magari più una fine ci brindisi Due dita di vino. e due dita di spumante che ci offre il nostro caro consigliere Giuseppe Ferrero. Grazie a tutti, Grazie. a presto.